Bio-osteria e palestra del centro sociale Django all'ex caserma Piave fuori norma, secondo i sopralluoghi effettuati dall'ULSS tra dicembre e gennaio, ma da allora il comune non ha preso nessun provvedimento per vietare la somministrazione di alimenti e bevande e lo svolgimento di spettacoli ed eventi pubblici. E quando il caso è scoppiato si è trincerato dietro l'imminente affidamento di quello spazio a un altro soggetto. Oggi i consiglieri comunali della Lega Nord hanno inviato tramite raccomandata una diffida al sindaco intimandogli di ordinare a stretto giro la chiusura dei locali. Questa è una lettera di messa in mora da parte della Lega, dei consiglieri comunali della Lega al sindaco per chiedergli di emettere le ordinanze chieste dall'ULSS. Dopo 2 mesi che è stata fatta l'ispezione dell'ULSS nei locali della caserma Piave, il sindaco non ha fatto niente, anzi ha imboscato le carte. Noi abbiamo dovuto tirare fuori i documenti parlano chiaro, il centro sociale Django va chiuso. Un vero e proprio ultimatum, pena una denuncia. Non è possibile che si chiudano i bar perché non rispettano i requisiti e lì dentro invece si possa fare di tutto. Gli diamo 5 giorni, diversamente saremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti. Non vorremmo mai farlo, credo che 5 giorni per studiare le ordinanze, ripeto, chieste dall'ULSS e non dalla Lega, siano sufficienti.